a Vinitaly 2026 non solo vino, vero Daniele Salvagni? Noi siamo qui per presentare il premio di Sol d'Oro Are d'Oro. È un olio biologico, il miglior premio che potevamo ambire, perché veramente era 20 anni che lo aspettavamo. Dalle giurie internazionali quest'anno ci hanno premiato. Ma che olio è? È un grande sacrificio di un frutto di un blend di vari produttori che abbiamo voluto mettere insieme, di olivi secolari di alta collina, a una certa altitudine dal livello del mare, lavorati non in giornata, neanche nelle 12 ore, in 4 ore, raccolte e lavorate immediatamente, estratte a freddo per preservare aromi e profumi, e che si abbina perfettamente con quello che è cibo e vino in una vetrina internazionale come Vinitaly, e che quindi abbiamo voluto presentarla. Questi oli così importanti, così straordinari, come si usano? Sui pomodori? Com'è? Allora, io dico che l'olio buono e di qualità può essere utilizzato ovunque. L'unica cosa è la parte economica, sono oli un po' costosi, quindi va utilizzato a crudo. Poi tenete presente che i profumi, gli aromi dell'olio sono al naturale, quindi c'ha il punto fumo più alto in assoluto l'extravergine, e ci mantiene perfetti anche da un punto di vista salutistico. È fondamentale cucinare con l'extravergine. Per terminare, tu sei anche stato il presidente nazionale degli olivicoltori italiani, allora ci puoi dire come possiamo riconoscere un grande olio, un olio italiano di grande qualità? Allora, innanzitutto guardiamo la densità, mettiamolo su un piatto e vediamo quanto scorre. Con più è denso, più è lavorato a freddo, e quindi vuol dire lavorazione importante e attenta. La seconda cosa, sentiamolo al profumo. L'olio di qualità deve sapere di un frutto fresco d'oliva, fragrante. E la terza cosa, fondamentale, non deve avere nessun difetto, quindi nell'immediatezza si deve sentire il profumo fresco dell'oliva. Quindi ovunque siate nell'Italia, assaggiatevi gli oli del territorio, perché siamo un'eccellenza che ci invidia il mondo.